Questa è la conferenza stampa della ID, degli indipendentisti siciliani qui a Napoli, nella famosa sala siciliana di via Iannelli 530, dove, amici cari, aspettavamo la stampa, perché molti di voi non sanno, la stampa c'è ma non c'è. Cosa abbiamo detto noi a questi della stampa? Li abbiamo invitato, agli spettabili responsabili dell'informazione nazionale ed in particolare quella di Napoli, quella del Mattino, oppure di quel nostro amico di Telehackeri, ma non c'è il tempo, che sabato 21 gennaio, esattamente 2 ore fa, abbiamo atteso per 2 ore, si terrà nella sede degli indipendentisti siciliani una conferenza stampa tenuta dal responsabile nazionale, il sottoscritto Peppe 40, riguardante la scelta degli ID dai migranti. Anche qui abbiamo scritto al ministro Minniti, ma non ha tempo. L'avevamo scritto ad Alfano, ma non ci ha pensato proprio. Intanto noi assistiamo che questo Stato, fuori legge, consente di dare ai tanti negrieri presenti sul territorio, migliaia, decine di migliaia, di esseri umani chiamati migranti e disoccupati. I migranti non percepiscono le 37 euro, ma sperperano i signori negrieri 35 euro su 37 e non consentono alle proposte fatte da noi al Ministro, che non ci vuole ascoltare. Quando noi siamo chiari, avremmo già trovato la soluzione per dare ad ogni migrante come minimo un disoccupato, per seguirlo, per accudirlo, per spiegargli come si vive nel nostro paese, per fargli capire che potrebbe essere anche utile, ma soprattutto, a differenza degli altri che cianciano libertà, democrazia, per fargli capire che la situazione in cui noi ci troviamo è peggio, ma molto peggio di questi migranti, molto peggio. E quindi la soluzione sta: o dobbiamo essere utili per i migranti, o ci dovete dare ad ogni disoccupato 37 euro, perché pure questo è un'azione criminale contro il popolo napoletano e siciliano. Dobbiamo parlare dei disoccupati in senso lato. Abbiamo una grande risorsa, sono gli abusivi, perché c'è uno sport in questo nostro paese, che il ministro degli interni, i prefetti, i sindaci si alzano la mattina e dice: oggi si va a caccia dei migranti, blitz, chiama i carabinieri, guardia di finanza, poi chiama tutti, blocchiamoli, arrestiamoli, e poi si meravigliano che qualcuno spara. È una cosa logica. Loro consentono la crescita e il degrado della delinquenza politica, perché molte volte è politica, perché non ho mai visto io un delinquente che vota a noi, che vota la gente onesta. Il delinquente vota al fascio dei partiti. Quindi è un buon, come dire, è un buon contenitore dove ogni qualvolta abbiamo bisogno di voti, i signori di questi partiti che occupano il paese utilizzano. E quindi lo sport degli tali idioti è caccia al migrante. Ma caccia al migrante noi l'abbiamo sollevato nel 2015, abbiamo detto ai sindaci: date un'ordinanza provvisoria per far lavorare tutti, perché viviamo una situazione di crisi, tutti, in modo tale che tutti
gli diamo il tempo necessario per mettersi a posto. E sono centinaia, migliaia, decine di centinaia di migliaia. Tutti non rispondono, rispondono a Taranto con i blitz, nella provincia di Taranto con i blitz. Ogni giorno c'è un attacco contro la gente, contro la nostra gente. Allora ci siamo detti, se non capite il vostro linguaggio, vi proponiamo un altro linguaggio. Ci volete dire quanti abusivi ci sono in questo nostro paese? Ecco perché la stampa non viene a Micigari. Non viene perché se va a dire una cosa del genere sui giornali, tutta Napoli insorge. Dice, finalmente sono arrivati i nostri rappresentanti veri di questo paese, che sono gli indipendentisti, sono quelli. Non a caso vedete lo stemma degli indipendentisti, ma che è anche lo stemma del nostro libero Stato delle due Sicilie. Abbiamo detto, scusa, ma ci volete far sapere che cosa avete fatto, che cosa avete sequestrato, che cosa ricavate dai blitz? Oppure ci dite quanti abusivi avete nel vostro paese? Gli abusivi non sono soltanto quelli che commerciano, e le case abusive, e le case a mare che sono abusive, che non c'è nessun piano nemmeno di recupero. Ce lo dite? Ci fate conoscere? Ci dite tutti gli immobili dello Stato che sono inagibili? Ce lo dite? Sono pure quelli abusivi? Non parlano di Micigari, perché hanno un paese fuori legge. Le leggi che loro pretendono a pochi consentono agli altri di lasciarli stare, perché sono buoni stupidi che li devono votare. Questo è il problema. Quindi il problema del diritto al lavoro viene negato perché serve a loro come voto di scambio. E poi dice, ma noi andiamo a cercare chi fa l'estorsione. E invece questo è così. L'estorsione a grandi linee, che si fa in ogni comune, in ogni provincia, in ogni città. Non hanno risposte, Micigari. Stiamo preparando per Taranto e qualche comune della provincia denuncia, querela, anche perché dobbiamo conoscere questi signori magistrati se vogliono applicare le leggi così come le applicano a qualche povero disgraziato. Le devono applicare. Caserme inagibili. Vogliamo intervenire a comuni inagibili, scuole inagibili. Vogliamo intervenire? No, invece bisogna lasciare che lo spettacolo si faccia all'interno delle televisioni, che sono armi convenzionali contro il popolo napoletano e siciliano. Non mi dilungo. Inquinamento, Ilva, oppure qui nel napoletano la terra dei fuochi. Io non mi fido dello Stato italiano, che imbroglia dalla mattina alla sera. Hanno inquinato, persino gente della Camorra ci ha detto esattamente che avveniva nel territorio in quel periodo e che il ministro degli interni era napoletano. Chi lo consentiva? Hanno detto loro. E poi quando sono andati lì a scavare hanno trovato quello che c'era. Quindi il problema è inutile che vogliamo polemizzare, non polemizziamo. Vogliamo la bonifica subito. Solo un popolo napoletano e siciliano libero può pretendere la bonifica, che non deve essere fatta dagli idioti che fanno soltanto truffe, lo deve fare la comunità internazionale, al massimo la potrebbe fare anche la comunità europea. Non lasciate che le bonifiche vengano fatte da questi signori. Vogliamo parlare delle imposte e tasse, delle gabelle. Amici cari, molte di queste imposte potrebbero essere bloccate da tutti noi. Gli amici lombardo-veneto niente di meno sono arrivati all'idea di non pagare perché quello Stato italiano non è legittimato a prendere le tasse. Noi ci siamo detti nella prima conferenza degli Stati preunitari, apriremo questo discorso e dobbiamo trovare una soluzione che non vada soltanto bene ad alcuni territori, ma che vada bene soprattutto a noi. Tutte le tasse che loro stanno mettendo e con gli organismi che
si stanno mettendo in moto contro di noi, cioè nel senso vanno a trovare, si dice dalle parti mie, lo pillen dall'UEVA, vanno a trovare una cartella di 6 anni fa, di 7 anni fa, di 10 anni fa, se un poveraccio non sa come difendersi, gli ipotecano la casa, fanno cose turche. Su questo, anche su questo, dobbiamo intervenire. L'intervento lo lasciamo agli esponenti dell'IDI che in questo momento si stanno organizzando sul territorio. Vogliamo concludere. Le firme false dei tanti partiti che occupano le istituzioni del nostro Paese. Su questo l'abbiamo spiegato tante volte. Tutti quelli che in questo momento gestiscono la cosa pubblica, comuni, province, regioni e Stato, sono tutti fuori legge, se le firme sono state raccolte in quel modo. Potremmo pure fermarci sulla legittimità dello Stato, perché voi dovete sapere che proprio il Consiglio di Stato, la Corte Costituzionale, nel 2006 ha scoperto che la legge della porcata era anticostituzionale. Ma la stampa non le vuole sapere queste cose, perché dice che caspita, noi facciamo di tutto per fare la sceneggiata nelle televisioni di Berlusconi, della RAI, privata, i giornali, per rincoglionire l'intero popolo italidiota, ma non potete rincoglionire il popolo napoletano, il popolo siciliano, non ve lo consentirà mai più. Che cos'è che loro fanno in questa situazione? Se c'è stata la pronuncia, la sentenza, non la pronuncia, della Corte Costituzionale che dice che è anticostituzionale, l'articolo 138 della Costituzione dice anche che all'istante si scioglie il Parlamento, il Senato e tutto il baradanne che sta dietro. L'hanno fatto? No. Quindi noi ci possiamo permettere che siete fuori legge. L'hanno fatto? No. E che cosa hanno fatto? Hanno fatto un governo, hanno fatto due governi, hanno eletto il Presidente della Repubblica, hanno eletto Renzi, hanno nominato esponenti proprio nella Corte Costituzionale, hanno in poche parole si sono uccisi da sole. Quindi questo è un paese fuori legge. Questo è un problema, no? Non ci sono possibilità. Noi li stiamo rispettando pure troppo nel dire esattamente che la cosa più importante per rappresentare il Paese con le leggi di questo Stato, fasulle, truccate, sono cosiddetta la riforma elettorale. Ma la riforma elettorale si basa su una cosa: la gente deve firmare la lista di chi vuole governare. La gente non ha mai firmato, oppure se ha firmato in bianco, oppure se ha firmato in bianco hanno, come dire, abusato attraverso i loro autenticatori che non vogliono darceli a noi per poter partecipare in qualsiasi consultazione. Noi non c'è consultazione che da quando ci siamo come dire, messi in piedi, rimessi voglio dire, non abbiamo mai disertato un appuntamento. Si intende? Ci sono state delle volte che ci hanno fatto partecipare in qualche piccolo comune, ma la stragrande maggioranza ci hanno boicottato. E abbiamo anche riscontrato che una magistratura, una Corte di Giustizia dello Stato italidiota non è pronto, non è preciso, non interviene ad orologeria, interviene su chi le pare e piace, interviene con molta discrezione, quindi usa molta discriminazione. Quindi il problema di fondo è che ci abbiamo fatto 10, 20, 30 denunce, almeno ne prendete una, invece no, preferiscono prendere le firme false del Movimento 5 Stelle quando invece hanno una caterva di firme false nei confronti dei partiti che governano questo Paese. Abbiamo anche qui prospettato di farla finire in questo senso, di dare la possibilità a tutti di poter partecipare, ma in modo equo, in modo trasparente,
mettere in ogni comune le liste che vogliono partecipare e farli registrare in modo che non ci siano, come dire, spostamenti di candidati, di liste fantomatiche. Tutto questo avviene non da mo', dal 1945, da quando è entrata in auge la Repubblica, una Repubblica che per le voci, per i dati che abbiamo, non doveva nemmeno nascere, perché la monarchia savoiarda a tutti gli effetti vinse quel referendum. Ma a noi, due siciliani, ci fa piacere che finalmente sono stati bastonati chi aveva massacrato il nostro popolo, chi aveva fatto delle ingiustizie nel nostro popolo. Hanno fatto voi. L'unica ingiustizia che noi possiamo soprassedere è proprio questa. Ma nasce male un paese, una repubblica sul falso, sugli imbrogli, sul modo di scambio. È una cosa assurda. Ma cosa possiamo dire? Dopo tutti questi anni è tempo che, se la stampa ci posa, ma la stampa, amici cari, ve lo posso dire, apro la parentesi e chiudo, è fuori legge, come e peggio di questo Stato, perché non consente di dare un'informazione su quello che diciamo, la cosa più grave, non consente che possiamo formare opinione come lo forma certe liste partitocratiche, li spiegano tutto. Se non l'hai capito in una trasmissione te la portano sulla 7, se non hai capito sulla 7 ti portano sulla 3, alla fine dici vabbè, ma questo poi che proprio sti tali idiota non capisce che sta spiegando che la lista del Movimento 5 Stelle è questa, quanto è bella, la dovete votare in questo modo, in quest'altro modo. È troppo facile. Dateci a noi lo spazio e vedete che questi qua sono lo 0,1, ci dovrebbero andare a nascondere, e se è vero che tutte le istituzioni fossero per quello per cui sono stati scritti dai loro giuristi. No, ci sarà una giustizia che non sbaglia una virgola, una giustizia del genere. E con la stampa che ci dà la possibilità di parlare, non dico che tutto il Parlamento lo troveremo tutte nelle carceri di questo Stato, o come minimo a calci in culo buttati in mezzo alla strada. Invece tutto questo non avviene, amici cari, perché una stampa fuori legge che sostiene questa classe dirigente. Quindi questa è l'opera che l'ID sta facendo sul territorio. Diciamo la verità, l'ID è nata l'8 di ottobre, sta cercando di avere le consegne che l'organismo madre, l'unico organismo indipendentista, gli sta concedendo, e difatti dopo questa mia conferenza ci sarà la riunione collegiale dell'ID dove non sappiamo cosa decideranno, ma state pur certi che quello che ho detto finora sarà rafforzato, potenziato e messo in atto anche questa volta a Napoli, cosa che Napoli veniva sempre dopo degli altri, perché i collaborazionisti erano di più dei nostri patrioti indipendentisti veri. Ma con la presenza finalmente, per questo dicevo io, se venite, entrate nella storia, oggi facciamo la storia a Napoli, che ne possono pensare i collaborazionisti con tutta la loro campagna di denigrazione, ma è un problema loro. Io sono certo che se qualcuno saprà verificare quello che sta succedendo sul nostro paese, state pur certo che alla fine dovrà anche venire a provare in buona fede quello che stiamo costruendo da 3 anni a questa parte. Quindi io penso di avervi detto abbastanza in questa nostra conferenza stampa, e col fatto che l'abbiamo fatto in ritardo, adesso passeremo direttamente all'incontro del Consiglio di Reggenza. L'incontro significa che qui da questa parte troverete
gli esponenti del Consiglio di Reggenza e i partecipanti interverranno chiedendo o commentando l'intervento degli esponenti di questo Stato. Ringrazio per la vostra attenzione, ma ci risentiamo subito dopo.